modello nordico. Eccoci qua, cari telespettatori, ben arrivati qui con noi. Vi presento subito i nostri ospiti di questa sera. E allora, incominciamo. Ben arrivata Raika Marcazzan della Lega Verona, ben arrivata. L'avvocato Everardo Dalmaso, civilista, ben ritornato, un po' di tempo che non ci vedevamo. L'avvocata Alessandra Chiantoni, penalista, grazie anche a lei. Grazie. Anna Maria Zanetti, Direzione Nazionale Più Europa, grazie anche a lei, nonché giornalista, ben ritornata. Ben ritornata l'onorevole Laura Puppato, già senatrice del PD, con esperienza parlamentare, insomma, a tutto campo, quindi grazie di essere qui con noi. Sindaca che è stato l'inizio. Anche sindaca, quindi consigliera, eccetera. E poi a Paola Lincetto, Presidente Comitato Merlin, grazie anche a lei dottoressa essere qui con noi. Allora, l'argomento è molto interessante perché parleremo dall'analisi di una figura, di una persona, tutto campo, una donna, una politica che ha fatto la storia anche del nostro paese, che ha lasciato il proprio cognome anche a un provvedimento, la legge Merlin, molto importante e significativo, che ha cambiato in certo qual modo la regolamentazione di una tematica, di una questione anche, oltre che giuridica, anche sociale di grande importanza. 60 anni e più sono passati dalla chiusura delle cosiddette case chiuse e comunque della legge Merlin si parla e si continua a parlare ancora. Ci sono diversi punti di vista, ci sono situazioni che si sono anche aperte in modo diverso rispetto a un tempo, quindi la società purtroppo è cambiata e non sempre in meglio. A fronte di tutto questo però vogliamo anche ricordare che sono passati tanti anni, decenni dalla morte di questa senatrice che comunque ha avuto anche il coraggio di intraprendere una strada non semplice, controcorrente, facendola anche da donna, cosa che portiamoci indietro di 40 anni circa fa, non era una cosa del tutto così scontata. Anche adesso, tra l'altro, ce lo testimoniano anche i nostri ospiti. E allora incominciamo con questo spezzone di un documentario che è stato realizzato, tra l'altro, anche dal Comitato Merlin, se non erro, quindi con la collaborazione di alcuni nostri ospiti, che abbiamo diviso in pezzetti per poterlo vedere insieme. Vediamo la prima parte dell'intervista fatta da Enzo Biagi alla senatrice. Dunque, guardi, io appartenevo a una famiglia borghese, diciamo, umanamente borghese, perché non erano borghesi, diciamo, di denaro, eccetera, insomma, borghesi di mentalità. Professionisti, ecco. E io si capisce che avevo delle idee umane, ecco, anche per questo fatto. Forse i miei familiari erano molto umani, non erano però molto di chiesa, i miei. Io invece, per varie ragioni, avevo studiato nel collegio delle Canossiane a Chioggia, monache molto aperte e che mi avevano abituato a considerare quelli che non avevano nulla come dei fratelli che bisognava aiutare, e anche con delle donne, anche quelle perdute, di trattarle come se fossero delle creature umane. Il socialismo cos'è? È un giustizia sociale. Ma anche quello che lei ha visto da ragazza, cioè un fatto umano, un fatto romantico. Un fatto non romantico, no, per romantico generalmente si intende in senso dispregiativo. No, io lo intendo in un senso di sentimenti buoni. Sì. Ecco, allora è direi al di fuori di certe regole codificate, di rigidi principi economici. Prima di tutto giustizia sociale, appunto, vero? E poi capacità da parte di La Bassa di potersi governare da sé. Perché se noi guardiamo le rivoluzioni che ci sono state, prendiamo le grandi rivoluzioni, è vero, bisogna che la classe che aspira a dirigere la società, questa classe abbia la coscienza del proprio essere e abbia la capacità di dirigerla anche economicamente. Lei nella sua attività politica è stato uno dei 70 deputati della Costituzione, che hanno preparato la Costituzione. Le pare che 75. 75. Le pare che la Costituzione sia un atto perfetto? Beh, quasi direi perfetto. Potrà essere qualche cosa che io non posso giudicare perché... Lei che cosa rivedrebbe adesso della Costituzione? Io non rivedrei proprio niente, cercherei di applicarla perché non è applicata. E lei qual è stato il suo apporto? Ricorda qualcosa? C'è un qualche articolo dove c'è qualcosa di suo? L'articolo 3. Cosa dice l'articolo 3? Comunque, guardi che adesso non so come si chiamasse prima, aveva un altro numero. Era dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Era stato proposto perché si propone, vero, la Commissione propone, poi gli altri devono approvare in aula la proposta. Allora c'è stato questo, quando qualcuno aveva proposto, il Presidente della Commissione aveva proposto questo,
tutti i cittadini della Repubblica sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di censo, insomma di religione, eccetera, tutte quelle belle cose. E allora io proposi questo, mettete anche senza distinzione di sesso. Allora qualcuno rispose, ma si intende quando si dice cittadini, si intende tutti i cittadini, anche le donne? No. Dico, perché nella proclamazione dei diritti dell'uomo fatta dalla Rivoluzione francese c'era precisamente questa clausola, vero? Come dite voi, così precisa. Però fino a pochi anni fa c'è stata sempre una differenza. Allora, un personaggio molto particolare. Io, invece che cominciare da voi, perché voi l'avete realizzato, io mi metto dall'altra parte, quindi l'hanno appena visto, dai nostri ospiti da questo lato, e voglio sentire un po' le impressioni. Cominciamo un po' con lei, dottoressa Marcazzan, e poi proseguiamo. Come persona, perché io ho detto una politica, ma anche una persona, una donna che sicuramente si è distinta. Che impressione dà? Adesso abbiamo visto allora, anche intervistata nel 2019 fa un certo effetto perché comunque insomma diciamo una veneta. Per me è un grande orgoglio dire che la prima senatrice donna che ha fatto parte comunque della Costituente, che si è impegnata a fare questa legge che comunque ci ha messo 10 anni, e qua c'è anche qualcosa da dire, ci ha messo 10 anni, dopo 10 anni è stata approvata la legge. Secondo me c'entra molto anche una buona parte perché volevano spingere l'Italia verso a far parte dell'ONU, per cui secondo me ci sono anche degli aspetti non proprio carini per quello che può essere lei come donna, per quello che ha portato avanti, per questa battaglia che ha fatto. Poi io rimango dell'idea che questa legge va rivista. Perché... No, ma dopo entriamo nel merito della legge, restando sempre un po' anche alla persona. C'è dell'idealismo, c'è ancora rispetto appunto ai tempi attuali. La domanda che cos'è il socialismo, giustizia sociale, cioè anche il modo di rispondere, l'articolo 3, l'uguaglianza, cose che adesso noi sappiamo come rispondere a certe provocazioni. Infatti cioè è stato bello sentire, perché insomma questa intervista è abbastanza famosa, insomma l'ho vista anch'io anche l'anno scorso, perché insomma l'anno scorso sono stati 60 anni dalla legge, per cui insomma sono state fatte varie iniziative, anche insomma mi sono confrontata anche con altre persone su questa legge. Diciamo che idealmente lei probabilmente ha fatto di più di quello che si potrebbe fare adesso. Si è esposta tantissimo. Si è esposta tantissimo, resta di fatto che probabilmente è stata più innovativa lei 60 anni fa che non adesso, perché probabilmente... Ha avuto molto coraggio, diciamo. Ha avuto molto coraggio, sì. Avvocato, ha avuto molto coraggio e non soltanto perché è riuscita a stravolgere dei meccanismi, anche toccando l'articolo 3 della Costituzione, Certo, non scontati, perché lei che ha lavorato nelle politiche sociali, pari opportunità, eccetera, sa bene cosa vuol dire. Sì, è stata sicuramente una donna coraggiosa, intelligente e forte, che ha saputo, una pioniera sicuramente, perché già come donna a quell'epoca riuscire a portare avanti con una caparbietà una legge di questo genere in cui si distrugge un sistema che fino ad allora era dato per scontato, sicuramente è stato un atto straordinario, no? Questo bisogna darne atto, con tutte le conseguenze, perché certe volte noi siamo talmente avanti rispetto a certi temi che li diamo quasi per scontati, come quando si dice il voto alle donne. No? Io avevo le nonne che erano laureate esattamente come i miei nonni, ma fino alla loro età adulta non hanno potuto votare e tutti davano per normale il fatto che loro non votassero ed erano esattamente laureate come i loro mariti, colte, brillanti, eccetera, ma non votavano. Ecco, questa cosa qui è un po' la stessa cosa, cioè si dà per scontato che la prostituzione dovesse esistere nelle case chiuse, eccetera, eccetera, finché arriva lei. Quindi sicuramente un momento dirimente della nostra società, direi. Dopo entriamo anche sotto l'aspetto giuridico, perché intanto stiamo analizzando l'aspetto umano. Lei è avvocata giovanissima. Sì, beh, grazie. Quindi... No, però io ritengo che, parlando appunto della persona, sia fondamentale, secondo me, mettere in risalto alcuni aspetti. Primo tra tutti che era una donna
E primo tra tutti che, come anticipato, non voglio parlare della legge, ma dal 48 fino a poi, insomma, in poi... Avremo modo di parlarne. Però aspetti, volevo dire che solo nel 46 alle donne viene riconosciuto il diritto di voto. Nel 48 la Costituzione italiana è quella che abbiamo oggi noi. Lei già nel 46 faceva parte della Costituente, cioè l'anno in cui per la generalità delle donne è stato possibile partecipare alla cosa pubblica. Lei era già molto avanti che lo decideva lei in prima persona, partecipando alla Costituente e quindi dando il suo contributo, per esempio all'articolo 3 e in altri settori. Quindi penso che questo sia una cosa fondamentale da ricordare, perché senatrice, donna, in quegli anni in cui il resto delle donne erano tagliate fuori dalle istituzioni, io credo che sia un dato assolutamente da prendere in considerazione. Poi l'articolo 3 secondo me non passa mai di moda, nel senso che purtroppo anche se si è molto combattuto per scriverlo così com'è, in realtà la quotidianità, la cronaca, non soltanto giudiziaria ma quella quotidiana che viviamo tutti noi, ci dimostra il contrario. Quindi di fatto non perché se è scritto allora siamo tutelati, allora lo si deve dar per scontato, bisogna combattere ogni giorno perché quello che è stato scritto con fatica da chi ci ha preceduto poi di fatto venga applicato. Senza dubbio, e allora voi l'avete studiata anche bene, adesso arriviamo alla parte che invece ben la conosce. Che cos'è che ci sta anche dietro, che magari non trapela, non si conosce, quindi dietro le quinte della senatrice, il fatto appunto che abbia partecipato alla Costituente, che si sia cimentata, chiederei come studiosa e poi naturalmente le figure più tecnico-politiche che quindi conoscono bene la vicenda. La Merlin è una mia passione di vita. Io fino a 13 anni fa sapevo come tutti che era stata l'autrice dell'articolo della legge numero 75 del 58 che chiudeva le case di prostituzione. Poi ho letto la sua autobiografia, ho letto i suoi discorsi parlamentari, ho letto una serie di libri che ne contestualizzavano l'opera e mi sono resa conto di trovarmi di fronte a un gigante della politica italiana. Cos'è che l'ha fatto? Ecco, perché? Che cos'è stato quel quid? Quello che avete visto voi prima nel filmato, risalente al 1969, la Merlin lì aveva già 83 anni, 82, quindi è una donna anziana, quella che adesso può essere riferita al nostro ambiente, alla nostra epoca, una centenaria. Era già stata parlamentare, viveva nella casa della studentessa a Milano, poi si è ritrasferita a Padova ed è morta nella struttura dell'Opera Immacolata Concezione in via Nazareth. Lì voi vedete in quel breve spezzone così sgranato, bianco e nero, televisione degli anni 60, quando ancora avevamo 2 o 3 canali, non so ancora se avessimo avuto il terzo canale, lì vedi Lina Merlin com'è davvero, cioè la passione politica che è una passione civile, cioè la passione di una persona esile, minuta, di ferro, determinata, capace di affrontare il regime fascista, perché ricordiamoci che è stata una dei pochissimi a non giurare fedeltà al regime fascista. Lei faceva la maestra elementare, è stata licenziata, viveva di ripetizioni private un po' senza che lo si sapesse, ed è una donna che è stata mandata 4 anni in Sardegna, al confino. Ancora adesso se la ricordano in Sardegna, molto probabilmente ad Orgali, probabilmente fanno un convegno su di lei. La settimana scorsa ero a Matera per un convegno dei penalisti sulla legge Merlin, ma volevano sapere, al di là della legge Merlin, quello che mi sta chiedendo lei adesso, cioè chi era. È stata, le ripeto, uno dei personaggi, non in quanto donna, in quanto proprio capacità di presa sul momento storico e capacità di simbolo, uno dei personaggi più importanti della Repubblica. Le dico solo 3 cose. Perché simbolo Lina Merlin? Perché è stata la prima donna a parlare nel Senato della Repubblica, proprio il 10 giugno, ieri. È stata l'unica donna senatrice nella seconda legislatura repubblicana, cioè dal 48 al 53, ed è stata l'autrice dell'articolo 3 della Costituzione, quello che anticipava lei. Se non ci fossero queste parole... Così lo dice con grande tranquillità, come se fosse una cosa scontata in realtà. Senza distinzione di sesso, cioè noi donne all'interno dei progressivi
passi in avanti fatti non solo dalle legislazioni, ma dai movimenti culturali, dai movimenti di lotta delle donne, non avremmo avuto la possibilità di questa serratura, di questa chiave, se non avessimo avuto queste 3 parole. Solo per questo lei è una grande madre della Repubblica. Che poi adesso si può aprire anche un discorso non solo delle donne, degli uomini, ma di tutte le altre persone che possono avere cioè, qualsiasi tipo, per cui è molto importante questa cosa qui. Onorevole Puppato, che anche lei l'ho vista molto partecipe, poi vista la sua esperienza di lunga data in politica, cos'altro c'è da cogliere nella sua figura? Perché per crescere come personaggio in certi ambiti non è così semplice, non è scontato, soprattutto quando non vengono garantite nessun tipo di quote che dir si voglia, anche se adesso più o meno, vabbè. Diceva adesso Anna Maria Zanetti, che me l'ha fatta conoscere nel modo più profondo del termine, non si può non innamorarsi di Lina Merlin quando si è conosciuta Lina Merlin, perché questa donna è stata una figura storica che ha attraversato tutto il Novecento, va bene? E quello che ha fatto lei, io penso che siano rarissimi i casi, anche di perché ha uomini attraversato che il oggi... Novecento? Perché dice che ha attraversato il Novecento? Perché lei praticamente da quando è nata è stata rivoluzionaria ed è stata in grado di anticipare i tempi con quel carattere indomito che le abbiamo visto anche nell'intervista con Biagi e che si è manifestato nella sua vita prima di donna istruita, culturata e naturalmente che ha immediatamente affrontato fino a partire dagli anni '20 il fascismo con una diciamo, chiarezza e un coraggio incredibili, perché non solo, diceva Anna Maria Zanetti, è stata una dei pochi insegnanti che si è rifiutata di giurare a quel regime, d'accordo? Che era già un regime successivo alla morte di Matteotti, all'uccisione di Matteotti e non solo di Matteotti, no? E che ha portato avanti, diciamo, fortemente la riduzione dei diritti delle persone, delle donne, eccetera, eccetera. E lei che cosa faceva? Lei, insegnante, che si è rifiutata di firmare, che è andata al confino, che è stata messa immediatamente sotto stato d'accusa, che è stata seguita da tutta la polizia fascista, dai prefetti, lei che cosa faceva? Lei girava tutto il Veneto a dare rappresentanza, a fare invocazione politica a quelle attività come per esempio le filande, come all'interno delle, non so, le realtà di Schio, tutta la parte relativa all'industria che nasceva in quegli anni e che cresceva senza i diritti per i lavoratori, e lei andava a fare attività sindacale e politica e lei andava a attività informare. sindacale è molto importante. Andava a informare i lavoratori dei loro diritti, della necessità di non chiudersi, no? Nel loro privato, ma di aprirsi, perché anche se c'era il regime bisognava comunque mantenere in piedi il diritto alla parola, il diritto all'esperienza, eccetera. E poi la cosa straordinaria è che lei non l'ha piegata nessuno, lei non ha chiesto la grazia, lei ha voluto pagare il prezzo che c'era da pagare per essere una donna libera e soprattutto, come diceva giustamente l'avvocato prima, senza diritto di voto. Cioè, lei tutto questo lo faceva senza sapendo anzi perfettamente che non sarebbe mai potuta essere eletta, no? Esatto. Quindi non aveva neppure quel briciolo, diciamo, che abbiamo tutti, perché diciamolo, è parte umana, no? Quel briciolo di interesse anche a rappresentare, che è un interesse legittimissimo, vorrei dire, no? Il diritto, diciamo, al voto passivo, no? E quindi ad essere rappresentante di coloro che poi ti avrebbero potuto votare. Lei avrebbe potuto immediatamente essere rappresentante di qualcuno perché era considerata, stimatissima e assolutamente una persona di grande nervo politico, di grande valore politico. Quindi lei ha fatto tutta questa, i primi 50 anni della sua vita, è stata fondatrice dell'UDI, Unione Donne Italiane, individuando nelle donne la parte sociale debole del periodo, insieme con i minori, con i braccianti, con le mondine, che non veniva riconosciuto il lavoro, che non veniva garantita la sicurezza e quant'altro, la scuola, l'istruzione, eccetera, eccetera. E poi ancora Comitato di Liberazione Nazionale, stiamo parlando di figura di primo piano nella resistenza della Repubblica. Comitato di Liberazione Nazionale hanno dovuto
mandarla in Parlamento, perché non era possibile escludere Lina Merlin. Lei era una figura di primo piano nel socialismo italiano, nella resistenza italiana, eccetera, eccetera. Ciò nonostante, quello che lei ha portato avanti, e poi si è visto, seconda legislatura, guardate che il diritto di voto non è mica bastato per la rappresentanza femminile. Lei si è trovata sola e cosa diceva quando era sola al Senato? Unica donna, 315 senatori, no? Unica, una ce n'era. E lei diceva, c'è una donna sola in Senato, ma forse per molti ce n'è una di troppo. Perché lei, indomita, andava avanti volendo far conoscere che quella Costituzione che era appena stata emanata doveva essere attuata. E allora si era messa, ed è straordinario anche questo dal punto di vista politico, a fare qualunque tipo di unione, diciamo, lei sì, naturalmente all'epoca governava prevalentemente la Democrazia Cristiana, come sappiamo, e quindi faceva sponda con le donne della DC dell'epoca, la Maria Pia del Canton, successivamente quindi la Tina aveva una Anselmi. visione molto aperta. Lei faceva squadra con chiunque potesse portare avanti con lei un aumento della qualità di giustizia sociale, un miglioramento delle condizioni di vita, soprattutto delle categorie più deboli. Ecco, molto interessante anche questa analisi che lei ha fatto. Adesso le passo la parola, però siccome ho bisogno di tempo, perché anche lei l'ha studiato, poi del comitato, andiamo qualche secondo rapidissimo in pubblicità, poi ritorniamo insieme e riprendiamo il filo.